Grazie signor Presidente, cercherò di essere anche più conciso. Dunque, intanto mi preme partire da alcuni semplici principi di igiene del dibattito, che poi non sono altro che il riconoscere la grande varietà di sfumature che ha il nostro lessico. Se ci sono parole diverse, sarà per indicare concetti diversi. Quindi, per esempio, maggioranza non è unanimità. Unanimità non deve necessariamente essere conformismo. Conformismo forse è un po' più cugino di piattume, che è abbastanza fratello di squallore. Una cosa particolarmente apprezzabile nel discorso che il signor Presidente del Consiglio fece quando si presentò a queste Camere fu l'affermazione che nessuno dei partecipanti al progetto di questo governo avrebbe dovuto rinunciare alle proprie identità. Era un'affermazione particolarmente intelligente, perché lasciava presupporre che si sarebbero valorizzati i contributi, anche critici, perché si può essere critici nel sostenere un progetto, lo si può perché si apporta un contributo di analisi e poi naturalmente ci si conforma alle decisioni della maggioranza nel nome di un interesse superiore. Quindi, come dire, non vorrei che, anzi più esattamente, perdonatemi, vorrei lasciare ai nostri amici dei media, che sono i migliori amici dell'uomo che si vuole informare, le battute e la domanda standard sulla Lega di lotta e di governo. Io dirò delle cose, dirò dei fatti di cui desidero che rimanga traccia verbale. Questa è una discussione generale, lo faccio con rispetto, soprattutto rispetto verso il governo e soprattutto rispetto verso il signor Presidente del Consiglio e il Ministro Franco. Anche perché, voglio dire, veniamo da... insomma, in 3 anni che sono qui, mi sono spesso trovato a constatare che esiste un atteggiamento un po' piagnone del Parlamento, no? Che lamenta di essere conculcato dal governo, però poi quando si tratta di far valere le proprie prerogative e quindi di lavorare, preferisce lamentarsi, perché lamentarsi è gratis e soprattutto costa poco. Allora, poco sforzo. Allora, io vorrei fare 3 fulminei punti. Intanto vorrei partire da una frase che tutti credo apprezzammo, perché era di buon senso, nel discorso del signor Presidente del Consiglio. Cito testualmente, mi scuso se leggo, ma la mia memoria ormai è quella di un anziano. La quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite la principale... Ecco, vedo anche difficilmente da vicino, sono proprio un anziano. Ripeto, la quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite la principale componente del programma, lo strumento per la ripresa e la resilienza, dovrà anche essere modulata in base agli obiettivi di finanza pubblica. Allora, io ve lo traduco da macroeconomista, io questo sono, e quando leggo le parole, sapete, ognuno è figlio del suo percorso. Avevo inteso in queste frasi, che a me sembrava abbastanza esplicita, del signor Presidente del Consiglio, che egli intendesse dire che siccome i prestiti del Recovery Fund sono debiti del nostro Stato e noi siamo uno Stato abbastanza indebitato, ci sarebbe stata una valutazione quantomeno sulla convenienza. Qui fideisticamente si assume che indebitarsi con la Commissione sia necessariamente più conveniente che indebitarsi con i mercati. Può anche darsi che lo sia, almeno nella dimensione molto limitata del tasso di interesse, ma la convenienza di un prestito ha tante sfaccettature e quindi le parole del signor Presidente del Consiglio mi sembravano particolarmente sagge. Per questo motivo sono rimasto sinceramente sorpreso, ma ovviamente questa non è una dichiarazione in dissenso, perché non è una dichiarazione, è un intervento in discussione generale e ovviamente io mi sento sempre parte di questa maggioranza e voglio sempre sostenere questo progetto, ma mi ha un po' sorpreso l'acribia, l'acrimonia, quasi l'acredine con cui, diciamo, nelle commissioni riunite, sia di qua che di là, si è eliminato qualsiasi possibile riferimento alla possibilità di valutare la convenienza dei prestiti
erogati dal recovery rispetto alla convenienza dei prestiti disponibili sul mercato. Era una richiesta della Lega semplicemente di fare una valutazione. Teniamo presente un dato banale, e qui se c'è qualche economista che ha studiato economia negli ultimi 30 anni e che quindi conosce il ruolo delle aspettative nell'economia, teniamo presente che l'Italia finora è l'unico paese che ha dichiarato di voler accedere a quei fondi. Questo dal punto di vista del mercato è un segnale, è il segnale che l'Italia pensa di avere bisogno di una forma di prestito particolarmente agevolato, cioè indirettamente pensa che sul mercato troverebbe delle condizioni peggiori. Questa, lo dico veramente con tutto il cuore e senza voler criticare nessuno, è un'ammissione abbastanza pericolosa perché rischia di generare previsioni autoavveranti. Dopo però non diamo la colpa ai sovranisti se qualcosa va storto. Sovranisti, parola che detesto, diamola anche a certi meccanismi di, anche di comunicazione. Punto numero 2. Prima dal lato dei puri mi è giunta la parola regalo. Ci avrebbero regalato non so quanti miliardi. Allora, se è un regalo, io desidero capire come mai la Corte Costituzionale tedesca il 30 marzo ha detto no grazie. Allora, la Corte Costituzionale tedesca noi le vogliamo bene, non tanto perché ci ricorda, che esiste il diritto, quanto perché ci fa divertire, è pittoresca, ha quelle meravigliose toghe rosse. Sono 10 anni che la letteratura scientifica ha appurato che non dobbiamo preoccuparci. Vi cito sulla Europäische Rechtsakademie del 2011 un articolo di Thorsten Stein che diceva sostanzialmente: questi parlano, ma poi no action ever followed, il che significa che non preoccupatevi, la Corte Costituzionale tedesca prima è tedesca e poi è costituzionale, quindi il progetto non si metterà di traverso al progetto. Ma il semplice fatto che abbia avuto l'idea di farlo vuol dire che regali non sono, non si muove una Corte Costituzionale per rifiutare un regalo, e infatti non lo sono dei regali. Ci sono le famose risorse proprie di cui non si parla. Noi le abbiamo ratificate per decreto. L'Olanda, nella Eerste Kamer dell'Olanda, che sarebbe il loro Senato, chiamiamola così, rivendicando la nostra primazia sulla Camera bassa, diciamo che la loro prima Camera è il Senato. L'Olanda mi risulta che abbia aggiornato al 13 aprile la discussione sulla ratifica delle risorse proprie, semplicemente perché dice: vabbè, aspettiamo di vedere che cosa succede in Germania. Vabbè, loro non sono abbastanza smart da capire che in Germania non succederà niente, però è anche un gesto di rispetto verso, i loro elettori, aspettare la decisione di un paese egemone prima di prendere una linea di azione, perché, come dissi nel mio precedente intervento in discussione generale, noi possiamo volere tutte le Europe federali del mondo, ma finché non le vuole la Germania dobbiamo stare attenti alla strada che scegliamo, sia in termini di comunicazione che di sostanza, nell'impostare una partecipazione, una comunicazione su questo progetto. Dico questo perché, lo ricordo ancora una volta, quando noi siamo realisti, vinciamo anche come Stato nazionale. Torno a dire che secondo me il fatto che dal 24 marzo la web tax in Italia sia sostanzialmente operativa, perché finalmente normata da una circolare dell'Agenzia delle Entrate, un dato che è passato abbastanza sotto silenzio sui media, dal mio punto di vista è una vittoria significativa dello Stato di diritto, della capacità di un Parlamento, di uno Stato nella sua sovranità, parola che esiste nella Costituzione, di impostare un rapporto sano verso delle realtà economiche anche sovranazionali, anche di dimensioni ragguardevoli. Il problema è che perdiamo quando siamo più realisti del re, cioè quando andiamo spesso a ratificare in anticipo, corriamo sempre avanti agli stimoli che ci vengono dal legislatore o comunque dal contesto politico europeo. Una maggiore prudenza, che io avrei voluto vedere iscritta per esempio in questa relazione con l'argomento che vi ho citato all'inizio, secondo me ci gioverebbe. Però questa è una discussione, la mia è un'opinione, ho esaurito il mio tempo e mi taccio. Grazie signor Presidente. Grazie senatore Bagnai.